Tra l'altro abbiamo l'apertura del Palacongressi, sicuramente entrerà a regime, so che già ci sono tanti progetti, ma anche tante iniziative da parte dei privati che vogliono in un certo senso riprendersi l'uso del Palacongressi, anche un fiore all'occhiello, non solo per la nostra città, ma anche per la Sicilia. Sì, su questo aspetto devo dire che ho trovato anche la condivisione dell'assessore al turismo. Non dimentichiamoci che il Palacongressi nasce per lo sviluppo di un turismo congressuale e proprio accanto al Palacongressi nascono numerosi grandi alberghi, anche diciamo, di buona qualità, per cui dobbiamo fare rivivere l'area del villaggio museo con il Palacongressi, dobbiamo coinvolgere l'amministrazione regionale centrale. Tra l'altro il Palacongressi è di proprietà della regione siciliana, quindi del demanio regionale, tramite l'assessore al bilancio abbiamo già stata firmata una convenzione per le modalità di utilizzo. Adesso dobbiamo, oltre a utilizzarlo così come è previsto che debba essere fatto, dobbiamo cercare di utilizzarlo ai fini anche turistici, sviluppare il turismo congressuale, che tra l'altro è una priorità dell'azione del governo regionale, che si è data come obiettivo. Tutto questo, ripeto, grazie anche al buon lavoro che è stato fatto in questi mesi, in cui non ci sono stato io, ma voglio dire, le attività amministrative vanno avanti dell'amministrazione del parco. Una mostra, inaugurate una nuova iniziativa? Sì, tra le attività che si svolgono a Villa Aurea, che è diciamo, il nostro laboratorio permanente di arte contemporanea, ospiteremo una mostra di un pittore che coniuga la cultura classica del mondo mediterraneo con la cultura diciamo del periodo classico, possiamo così definire, diciamo precolombiano dell'America del Sud, quindi un ragionamento, diciamo, delle suggestioni nel confronto tra due costruzioni mitologiche distanti nello spazio, ma non concettualmente.